Preoccupa l'esodo da zone a rischio, la Sicilia ultima per tracciamenti, si pensa al tampone rapido in stazioni e aeroporti. Tonnellate di rifiuti nel mare di Cannatello, per Mare Amicolo ne è responsabile il sindaco di Favara Anna Alba. L'opposizione contro la formazione delle commissioni consiliari di Agrigento. L'istituto Sciascia di Agrigento dibatte in videoconferenza con il ministro Azzolina. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Allarmi, rientri natalizi, il piano della regione, tampone rapido in stazioni e aeroporti. Palazzo d'Orleans stima 60.000 viaggiatori verso l'isola. L'SOS di Musumeci preoccupa l'esodo da zone a rischio perché la Sicilia è ultima per tracciamenti. C'è il servizio. L'ipotesi è questa: tampone rapido direttamente in aeroporto o al porto per chi arriva, obbligo o suggerimento di presentarsi al drive-in per chi viene in treno o in auto. Si valuta poi la possibilità di rifare il test dopo 5 giorni dal rientro e l'obbligo di registrarsi sul portale dedicato della regione. Sono alcune delle misure proposte dal Comitato Tecnico Scientifico Regionale al governatore Nello Musumeci, che nelle prossime ore valuterà un'ordinanza per dare il via all'operazione rientri. Il rischio di un nuovo esodo verso il sud è un fatto reale che non può non destare preoccupazione, ha detto Musumeci, anticipando di aver chiesto ai tecnici di stabilire contromisure da concordare prima con il Ministero per disinnescare la bomba rientri. La Regione stima che nel periodo natalizio possono tornare in 60.000, a tanto ammonte il numero di persone che si sono registrate sul portale dedicato Coronavirus Sicilia nei mesi del primo lockdown, 37.000 dei quali sono studenti universitari fuori sede, cui vanno aggiunti professori e lavoratori pendolari. Anche se, ragionano fonti vicine al Presidente, molti di questi si trovano già nell'isola, complici lo smart working e la didattica a distanza. In una fase delicata come questa è il timore dei tecnici del Comitato Tecnico: un esodo di massa da regioni dove l'indice dei contagi è ancora alto rischia di mandare all'aria i risultati faticosamente conseguiti, che hanno segnato il calo dell'indice RT sotto la soglia critica di 1. Tanto più che, come segnala il report di monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità, la Sicilia è ultima in Italia per capacità di tracciamento. Solo per il 63% dei positivi viene infatti svolta una corretta indagine per risalire ai contatti stretti. In questo quadro la platea potenziale di 60.000 rientri fuori controllo rischia di far implodere il sistema di sorveglianza. Se questa campagna di screening natalizia sarà la strategia ufficiale per affrontare il rientro di studenti e lavoratori fuori sede per le vacanze, lo si saprà con certezza nelle prossime ore, quando il Presidente della Regione Musumeci firmerà una nuova ordinanza. Intanto però sono già partiti sopralluoghi in porti e aeroporti dell'isola. La gestione dei controlli negli scali aerei sembra più facile da gestire, più complicata invece l'organizzazione nei porti. Probabilmente ci sarà una postazione per ogni nave per effettuare il test a chi scende, sia a piedi che in auto. Ma c'è sul tavolo l'ipotesi di esentare dal controllo chi presenta un certificato che dimostri di aver effettuato un tampone molecolare nei giorni precedenti. Servirebbero troppe postazioni invece per la gestione della campagna di screening nelle stazioni. La soluzione più accreditata è quella di coinvolgere chi arriva nei drive-in. Di sicuro la Regione vorrebbe coinvolgere i medici di base per un'azione di monitoraggio e controllo diretto sulla popolazione. Tra i provvedimenti in arrivo, la delega ai medici di famiglia a disporre decreti di quarantena e di fine isolamento, finora a carico dei dipartimenti di prevenzione. L'opposizione contro la formazione delle commissioni consiliari di Agrigento. Il servizio del nostro direttore Arturo Cantella. Continuano le prese di posizione relative all'ultima seduta del Consiglio Comunale di Agrigento avvenuta lo scorso venerdì. Dopo la nota ricevuta dal consigliere Davide Cacciatore in sostegno alla maggioranza e contro il comportamento dell'opposizione, arriva puntuale oggi la risposta attraverso un loro comunicato da parte dei consiglieri di minoranza Firetto, Bongiovia, Amel, Bruccoleri, Vitellaro, Amato, Fontana e Spataro. La vicenda delle composizioni delle commissioni consiliari è scritto al Comune di Agrigento e la chiara dimostrazione della volontà della maggioranza di voler inaugurare un metodo di gestione dell'amministrazione della città con sistemi di prevaricazione e secondo criteri di esclusione
e di disprezzo per il ruolo della rappresentanza democratica delle minoranze. La scelta della distribuzione dei consiglieri nelle varie commissioni approvata da sola maggioranza è illegittima, viola le norme dello Statuto e tanto da poter essere impugnata in sede giudiziale presso il Dipartimento delle Autonomie Locali. Questa scelta, è scritto nella nota stampa dei consiglieri di minoranza, è stata giustamente contestata anche con l'allontanamento dall'Aula dalla minoranza, in quanto giudicata inaccettabile frutto di trattative privatistiche tra gli esponenti della maggioranza. Sono stati ignorati i passaggi formali della convocazione della conferenza dei capigruppo e di questo è prova l'assenza di verbali comprovanti ogni qualsiasi contraddittorio tra i gruppi consigliari sulle scelte dei consiglieri da inserire in ciascuna commissione. Dopo 75 anni di democrazia ad Agrigento si torna indietro e si confonde la gestione amministrativa con la gestione del potere, smentendo in maniera clamorosa ogni dichiarazione dello stesso primo cittadino, che all'indomani della sua elezione affermava di voler essere il sindaco di tutti e di voler governare nell'interesse della comunità, indipendentemente dal colore e dalla collocazione politica, a meno che cambiare rotta, fra virgolette, non significava solo tornare indietro. Le commissioni consiliari sono uno strumento di lavoro che serve a migliorare la vita amministrativa e non un mezzo per esercitare il potere dei potenti di turno che vogliono attuare solo un assoluto e mortificante controllo di compatibilità politica di ogni atto deliberativo. Per queste ragioni i gruppi di minoranza hanno voluto fortemente manifestare il loro dissenso per dare piena dignità al ruolo di tutti i consiglieri comunali che, a dispetto di ogni furberia e rocambolesca manovra di chi vive ancora i sentimenti del settarismo e dell'integralismo, sono e restano il primo e reale raccordo con la volontà popolare e hanno il compito di assicurare le garanzie di trasparenza e legalità degli atti amministrativi. Su questa linea, conclude la nota stampa di Firetto, Bongiovi, Amel, Bruccoleri, Vitellaro, Amato, Fontana e Spataro, continuerà l'impegno della minoranza consiliare per fare rispettare le regole. Piazza Ravanusella ad Agrigento, Italia Nostra chiede all'amministrazione di intervenire. Vediamo. Un forte appello all'amministrazione attiva viene oggi inviato dalla Presidente di Italia Nostra, Avvocato Adele Falcetta, anche per conoscenza agli assessori designati, alla manutenzione urbana, al centro storico. L'Avvocato Adele Falcetta, nella sua qualità di Presidente di Italia Nostra, afferma come sono trascorsi ben 15 anni da quando la nostra associazione organizzò un'iniziativa dal titolo Piazza Ravanusella e dintorni, volta a sensibilizzare la situazione di degrado in cui versava questa piazza storica della nostra città. In tale occasione vennero fatte delle proposte concrete per il recupero della piazza e delle zone vicine. Da allora in città alcune cose indubbiamente sono cambiate, ma la piazza Ravanusella resta sempre nelle stesse condizioni di allora. Anzi, a dirla tutta, il suo stato di degrado diventa ogni giorno più grave. Il crollo di ieri sera di una scalinata prossima alla piazza deve costituire l'ennesimo richiamo alla necessità di intervenire prima possibile adiacenti. Siamo ben consapevoli, afferma l'avvocato Falcetta, del fatto che codesta amministrazione si è da poco insediata e proprio per questo vogliamo richiamare la sua attenzione sulla piazza Ravanusella come priorità. A tal proposito non chiediamo soltanto che vengano eliminate le situazioni di pericolo e che vengano ripristinate le condizioni di decoro, pensiamo per esempio allo sprofondamento del manto stradale nell'area più esterna della piazza. Chiediamo soprattutto che per questo quartiere vi sia una progettualità ben definita, con la previsione di tempistiche precise che possa segnare la rinascita urbana, estetica, sociale, culturale, una progettualità, insomma, che naturalmente sia rispettosa della memoria storica della piazza e delle zone adiacenti. Pertanto chiediamo all'amministrazione di conoscere se vi sia già un progetto per il suddetto quartiere, in cosa consisterà e relativi tempi per la sua attuazione. In mancanza di esso chiediamo che vengano subito avviate tutte le attività necessarie a pervenire a tale risultato. Processo trattativa Stato-mafia. Il procuratore generale della Cassazione chiede l'inammissibilità del ricorso contro l'assoluzione di Mannino. I dettagli nel servizio.
Dichiarare inammissibile il ricorso della Procura Generale di Palermo contro la soluzione dell'ex ministro Calogero Mannino nello stralcio del processo sulla trattativa tra Stato e mafia e confermare la soluzione è quanto chiede il procuratore generale della Corte di Cassazione, che ha depositato una memoria per l'inammissibilità del ricorso presentato dai colleghi di Palermo lo scorso 27 febbraio contro la soluzione di Mannino. I sostituti procuratori generali Giuseppe Fici e Sergio Barbiera avevano impugnato la sentenza del collegio della prima sezione della Corte d'Appello di Palermo, presieduto da Adriana Pieras, consigliere alla Tere Massimo Corleo e la relatrice Maria Elena Gamberini, per motivi di diritto. I procuratori generali avevano contestato la logicità e la conformità alla legge della sentenza che il 22 luglio del 2019 nel processo in abbreviato aveva scagionato l'ex esponente democristiano dall'accusa di violenza o minaccia a corpo politico dello Stato, confermando la soluzione dei giudici di primo grado. La Cassazione deciderà il prossimo 11 dicembre. Per ora l'ex ministro interpellato dalla DN Cronos preferisce restare in silenzio. Aspettiamo l'udienza del prossimo 11 dicembre, si limita a dire, e solo allora parleremo. L'ex politico è rappresentato anche in Cassazione dall'avvocata Grazia Volo, che lo ha assistito fin dai primi processi. Nelle motivazioni della sentenza di assoluzione i giudici di secondo grado avevano scritto che non è stato affatto dimostrato che Mannino fosse finito anch'egli nel mirino della mafia a causa di sue presunte ed indimostrate promesse non mantenute, addirittura quella del buon esito del primo maxi processo, ma anzi al contrario, piuttosto emerso della sua sentenza assolutoria che costui fosse una vittima designata dalla mafia proprio a causa della sua specificazione di contrasto a Cosa Nostra quale esponente del governo del 1991 in cui era rientrato dal mese di febbraio di quello stesso anno. Insomma, indimostrato il dato fattuale, la tesi della procura con riguardo alla posizione del Mannino in ordine all'input della trattativa dello specifico segmento della veicolazione da parte sua della minaccia allo Stato attraverso il Di Maggio si appalesa non solo infondata ma anche totalmente illogica ed incongruente con la ricostruzione complessiva dei fatti con la quale non combacia da qualunque punto di vista la si voglia guardare. Avevano scritto ancora così i giudici d'appello: Mannino era stato già assolto in primo grado nel novembre del 2015 del GUP Marina Petruzzella, sentenza confermata in appello nel luglio dello scorso anno. Dunque neppure il contesto in cui la pubblica accusa ha inserito la condotta indimostrata del Mannino si attaglia. Avevano detto i giudici guidati da Adriana Pieras. L'inchiesta sull'ex ministro democristiano fu avviata all'inizio del 1994, quando i PM della Procura di Palermo notificarono a Mannino un avviso di garanzia per concorso in associazione mafiosa, ma è sempre stato assolto da tutte le accuse. L'Istituto Sciascia di Agrigento, diretto da Patrizia Marino, dibatte in videoconferenza anche con il ministro Azzolina. I dettagli con il nostro direttore Arturo Cantella. Al via stamani presso l'Istituto Tecnico Economico Tecnologico Leonardo Sciascia di Agrigento, diretto dalla dirigente scolastica Patrizia Marino, un incontro svolto attraverso la piattaforma Meet Google con gli alunni del quarta classe e i docenti del plesso sul tema attenzione alla violenza che non fa rumore e non lascia lividi, ma fa comunque a pezzi. All'iniziativa hanno dato il loro contributo partecipandovi attivamente tante autorità civili e militari, tra cui il saluto della ministra onorevole Lucia Azzolina, ministra dell'istruzione, Genevieve Di Natale, vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, Marco Della Rovere, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Agrigento, Antonella Gallo Carrabba, responsabile del Centro Antiviolenza e Antistalking Telefono Aiuto di Agrigento, l'attore agrigentino Gianfranco Vannuzzo, la collega Margherita Trupiano,
L'incontro ha visto l'introduzione e il saluto della dirigente scolastica Patrizia Marino. Pur essendo in un momento di guerra, tra virgolette, che combattiamo giorno dopo giorno, anche con metodi non normali in presenza e a distanza, abbiamo organizzato un incontro sulla violenza sulle donne. È un incontro di una certa rilevanza, abbiamo fatto tanti inviti e anche il ministro Azzolina è intervenuta con un suo messaggio e abbiamo il comandante dei Carabinieri di Agrigento, il vicequestore di Natale, la giornalista Trupiano, la dottoressa Gallo Carrabba del centro antiviolenza, la responsabile, come anche l'attore amatissimo Iannuzzo di Agrigento. I ragazzi sono già collegati in 86, non possiamo coinvolgere tutta la scuola perché sono 600 e quindi è impossibile in una piattaforma poter fare partecipare tutti quanti, anche se l'argomento è di una certa rilevanza. Pur essendo in momenti di difficoltà e di crisi profonda in tutti i settori, noi non demordiamo, cerchiamo di attivarci a favore dei nostri ragazzi e dare degli impulsi importanti che riguardano la nostra società. Ecco, per ora voi lavorate appunto tramite computer, come sarà l'apertura dopo le feste? Ecco, come pensate di organizzarvi? Allora, intanto si prevede il 75% dei ragazzi in presenza, gli altri saranno penso in didattica a distanza, perché il Ministro suggerisce anche l'apertura delle scuole anche la domenica. Ciò nonostante, dico, si andrà con le nuove iscrizioni, vi state già preparando a questo? Facciamo anche questo e siamo tenuti, anche perché vogliamo fare conoscere quella che è la nostra scuola, le attività che svolgiamo e i vari indirizzi che abbiamo. È una scuola che è puntuale a tutte le iniziative, è una scuola dove si studia, dove si lavora bene, abbiamo tante alte professionalità all'interno del gruppo docenti. Facciamo del nostro meglio, speriamo in un ritorno prossimo dei nostri ragazzi perché è stato stressante non solo per loro ma per tutti quelli che lavorano per la scuola. Sabato notte a Favara una forte pioggia ha rimosso e trasportato tonnellate di rifiuti abbandonati in strada, nei valloni, quindi nei torrenti ed infine nel mare di Cannatello. Così scrive l'associazione ambientalista Mariamico Agrigento con in testa Claudio Lombardo, che conclude: il sindaco di Favara è moralmente responsabile di questo disastro ambientale. Si contano i danni dopo le copiose piogge che nelle ultime 36 ore hanno interessato la Sicilia e con particolare violenza alcuni comuni della fascia tirrenica messinese. A Tripi si sono registrati maggiori accumuli di pioggia ed è crollata anche una porzione del muro di contenimento del cimitero. A Furnari non ha tenuto la saia arancia, causando ingenti danni nel complesso industriale, inondati terreni e aziende florovivaistiche. A rischio il collegamento con la frazione Porto Salvo. L'immagine più emblematica di Barcellona Pozzo di Gotto è invece quella di un enorme albero di pino letteralmente sradicato in pieno centro urbano. Preoccupazione desta anche il transito sul ponte Termini, che in alcuni momenti si è trasformato in una vera e propria piscina. Particolare apprensione nel comune di Terme Vigliatore, già reduce dell'alluvione di agosto, e dove solo grazie all'intervento di ruspe private e alla cessata pioggia si è evitato il peggio. Non sono mancati però nuovi danni per i cittadini e i locali commerciali invasi da fanghiglia. Disagi in una porzione centrale della frazione Vigliatore, rimasta per 24 ore senza energia elettrica, con evidenti problemi alle civili abitazioni private, anche ai sistemi di riscaldamento, e danni per alcuni laboratori di pasticceria e negozi della zona. In tanti cittadini alluvionati hanno fatto fronte comune, collaborando e dialogando insieme. Appena una settimana fa si erano recati al municipio di Terme Vigliatore per chiedere un confronto con il sindaco. In merito il sindaco Domenico Munafò, sabato scorso, ha tenuto una conferenza stampa e con i dati alla mano ha elencato, per ogni strada e zona, i rilievi effettuati dagli uffici tecnici comunali per la conta dei danni
e gli auspicabili interventi necessari per mettere in sicurezza le aree colpite dall'alluvione dell'8 agosto. L'entità complessiva è stata stimata in 25 milioni di euro, ma come si sente dalle parole del sindaco Munafò, ad oggi l'ente non dispone neanche di piccole risorse di primo intervento, giacché risulta indebitato per oltre 10 milioni di euro. Un'ondata di maltempo ha travolto nel fine settimana la Sicilia. Vento e forti piogge hanno colpito soprattutto Messina e provincia. Nella città dello Stretto il forte vento ha provocato diversi danni. A Santa Lucia sopra Contesse, in contrada Campolino, è crollato il controsoffitto della chiesa evangelica. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Non ci sarebbero feriti. Mareggiate a Galati, dove il mare ha raggiunto le abitazioni, e la zona è presidiata dalla protezione civile comunale. 3 equipaggi delle associazioni di volontariato che collaborano con la protezione civile hanno verificato i punti critici in città secondo le segnalazioni giunte al COC, il centro operativo comunale, attivato dall'assessore Massimiliano Minutoli. Diversi gli alberi caduti in varie strade provinciali collinari e danni in un cantiere navale di Mare Grosso. Danni ingenti anche a Torrefaro, diverse imbarcazioni sono state trascinate in mare e altre sono state sbattute sui massi frangiflutti. Gli abitanti hanno tentato di salvare ciò che potevano. Il consigliere della sesta circoscrizione, Antonio Lambraio, allertato dai residenti del borgo, ha inviato una nota alla prefettura, al sindaco, al Dipartimento di Protezione Civile e al commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, chiedendo interventi immediati per mettere in sicurezza il territorio duramente colpito dal maltempo. La violenta mareggiata ha spazzato via la barriera di massi frangiflutti e un nuovo evento simile troverà il villaggio senza alcuna protezione. Problemi anche a Tremestieri, dove le condizioni del porto hanno causato il dirottamento delle navi per il trasporto pesante verso i porti del centro città. Non si sa con certezza quando l'infrastruttura potrà tornare disponibile e se l'approdo si sia insabbiato. Domani la Chiesa Cattolica Cristiana celebra la solennità dell'Immacolata Concezione. Vediamo. Ogni anno il nostro cammino di Avvento è luminosamente arricchito dalla solennità liturgica dell'Immacolata Concezione, donna e porta dell'Avvento, direi modello stesso dell'Avvento. Maria è la tutta santa, la tutta bella. Questa festa mariana ci chiama a riscoprire la comune vocazione alla bellezza. Tutti siamo attratti dalla bellezza e in essa intercettiamo una dimensione di pienezza e una sfida alla corruttibilità dello scorrere del tempo. E per noi cristiani la bellezza assoluta è Cristo, il più bello tra i figli dell'uomo, prendendo in prestito un'affermazione del Salmo 44. Maria, donna dell'Avvento, è davvero la porta accessibile, la scuola sapiente, la via efficiente per vivere quanto acclamiamo in ogni celebrazione eucaristica, alla elevazione del corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo, quando diciamo per Cristo, con Cristo e in Cristo. Maria è il valido aiuto perché un cristiano viva integralmente in Cristo Gesù e prenda consapevolezza del suo essere. L'Avvento nel quale si inserisce questa festa, d'altronde commemora e realizza ciò, il venire e il permanere di Dio nella nostra storia. Nel Vangelo di Luca, proclamato in questa festa, ascoltiamo e meditiamo che l'angelo Gabriele fu mandato da Dio a una vergine che si chiamava Maria e a lei furono rivolte queste parole: rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Mi soffermo semplicemente rispetto a quello che fu l'atteggiamento di Maria all'annunzio dell'angelo. Le sue parole di iniziale risposta, a queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. E ancora, come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Maria è piena di grazia, la ricolmata di grazia, la sovrabbondante di grazia, predestinata e scelta,
per una specifica missione. Ma Maria è anche pienamente donna, donna che non rinuncia all'esercizio della sua intelligenza, della sua ricerca, del suo interrogarsi, della sua femminilità. Maria da donna indaga, Maria da donna di fede accetta e accoglie. Non temere, Maria. Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. Un grande insegnamento di fede per noi. Buona festa dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Da 97 giorni i marittimi sono prigionieri ancora in Libia. Nuovo grido d'allarme delle famiglie. C'è il servizio. Sono 97 giorni passati dal sequestro in Libia dei 18 marittimi a bordo di Antartide e Medinea, i 2 pescherecci attaccati da una motovedetta libiche portati al porto di Bengasi, 3 mesi lontani dalle proprie madri, dalle figlie, dalle mogli, dell'incapacità di questo esecutivo di dare risposte a questi pescatori che hanno bisogno di aiuti concreti e di essere riportati a casa. Ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Se dal governo ci si sente dire la mera frase stiamo lavorando, lasciateci lavorare, sul piano fattivo c'è una mobilitazione spietata che continua imperterrita da parte di associazioni, sindacati, movimenti e partiti, dalla diocesi di Mazara del Vallo ed ovviamente dai familiari dei pescatori che da mesi si dividono tra Mazara e Roma per cercare di mantenere alta l'attenzione sulla vicenda e non farla cadere nel dimenticatoio. Ad attivarsi sin da subito in favore dei pescatori di Mazara è stata proprio la diocesi in prima persona con il vescovo Domenico Mogavero, e c'è stato anche l'appello d'ottobre di Papa Francesco durante l'Angelus domenicale, e da allora la Santa Sede, sempre aggiornata attraverso la curia, il silenzio anche davanti l'appello del pontefice, dice la moglie di uno dei sequestrati, provoca angoscia. Il sostegno del Papa, della Chiesa per noi è stato importante, abbiamo ricevuto la carica per continuare, noi continueremo fino a quando non torneranno nelle loro case. Ai miei amici siciliani, se potete, sia pure con distanziamento e mascherina, partecipate a queste manifestazioni di solidarietà con i 18 pescatori di Mazara del Vallo e con le loro famiglie, e che qualcuno a Roma si preoccupi un po' anche del loro Natale, non solo del nostro. Così il giornalista Toni Capuozzo, che più volte si è occupato della vicenda dei pescatori mazzaresi, nell'invitare i suoi amici siciliani a partecipare alle manifestazioni nei territori di Mazara, Catania, Messina e Palermo. Lo scorso sabato 5 dicembre alle ore 12 infatti tutte le marinerie italiane si sono fermate per un minuto al fine di far urlare con prepotenza le sirene delle loro imbarcazioni per manifestare la propria solidarietà nei confronti dei colleghi di Mazara del Vallo ancora in prigionia. L'iniziativa L'Italia del Mare si ferma, promossa dall'onorevole Lorenzo Viviani, responsabile nazionale del Dipartimento Pesca della Lega, è un ulteriore segnale della nostra vicinanza ai pescatori e alle loro famiglie. Noi infatti non ci arrendiamo e continueremo con ogni mezzo possibile a tenere alta l'attenzione su questa incresciosa vicenda. L'Europa ha incredibilmente dichiarato che non è un problema di sua competenza, il ministro Di Maio e il governo non danno segnali di vita. Noi, con l'aiuto di tutte le marinerie italiane, intendiamo ancora una volta far passare un messaggio forte: riportiamoli a casa. Lo afferma in una nota Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier, componente della Commissione Pesca del Parlamento Europeo. Sempre lo scorso sabato alle ore 17 si sono svolte delle manifestazioni davanti alle prefetture di Palermo, Messina e Catania, mentre a Mazara del Vallo i familiari dei pescatori hanno dato vita ad un presidio in Piazzale Quinci. La Sicilia vuole i suoi pescatori liberi. La manifestazione organizzata da Antudo, Siciliani Liberi, Figli di Sicilia e Attiva Sicilia con il suo gruppo parlamentare all'Aras. Sono passati ormai 3 mesi dal sequestro, più di 90 giorni lontani da casa. Dal governo sempre la stessa solfa: stiamo lavorando. Davanti al silenzio delle istituzioni, alle infinite attese, alle false promesse, non possiamo rimanere con le mani in mano. Così Giovanni Siragusa di Antudo.
Andiamo adesso a Galati Mamertino nel Messinese, che da zona rossa diventa zona Covid free. Vediamo. Galati Mamertino torna Covid free. Il comune dei Nebrodi, ex zona rossa, è tornato ad essere privo di soggetti positivi al Covid-19. A comunicarne la notizia è stata l'amministrazione comunale che in una nota scrive: alla data odierna i casi di positività accertata sono pari a 0. Erano 157. Abbiamo passato, continua l'amministrazione comunale, momenti veramente difficili. Non è stato assolutamente semplice gestire una situazione strana e improvvisa che ci è piombata addosso così velocemente, ma grazie anche all'impegno, il senso di responsabilità e la collaborazione di tutta la comunità siamo riusciti a contenere brillantemente la diffusione del contagio, diventando anche un esempio e un modello da seguire. In queste ultime settimane è cominciata per il nostro paese la fase del rilancio. Le attività commerciali, le aziende agricole sono ripartite, così come i lavori pubblici, le grandi opere, i cantieri. Stiamo inoltre mettendo in atto, continua la nota dell'amministrazione comunale, le misure economiche a sostegno di famiglie e imprese atte a rimettere in moto efficacemente la nostra comunità. Abbiamo tutte le potenzialità per ripartire più forti di prima, puntando sulle nostre bellezze architettoniche, naturalistiche e, perché no, anche sulla nostra enogastronomia, da sempre il nostro fiore all'occhiello. Nonostante abbiamo raggiunto questo importante traguardo in poco tempo, invitiamo caldamente la cittadinanza a continuare a rispettare rigorosamente le regole. I carabinieri del Comando Provinciale di Messina nel corso dell'ultimo weekend hanno svolto servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, impiegando personale del nucleo radiomobile e delle compagnie carabinieri urbane nell'interno di garantire incisivi controlli nel rispetto delle normative per il contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19 e prevenire il fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol e stupefacenti, incrementando la presenza dell'arma nell'intera città di Messina. Nel corso dell'attività di controllo i militari dell'Arma hanno proceduto segnalandoli alla Procura della Repubblica di Messina nei confronti di un 46enne, un 38enne e un 36enne che sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria poiché sorpresi nella recidiva di guida senza patente. Un 49enne, un 36enne e un 26enne che sono stati deferiti in stato di libertà all'autorità giudiziaria per rifiuto dell'accertamento dell'uso di sostanza stupefacente poiché alla guida di veicoli in apparente stato psicofisico alterato. Un 25enne, 19enne, 18enne e 15enne sono stati deferiti in stato di libertà per porto ingiustificato di armi, oggetti atti a offendere, in quanto trovati in possesso di coltelli o oggetti atti a offendere. Un 22enne, un 21enne e un 18enne per molestie, poiché diffondevano musica ad alto volume. I servizi hanno permesso anche di accertare delle violazioni alla normativa prevista per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, con conseguenti sanzioni amministrative elevate nei confronti di 10 persone che non indossavano la mascherina, nonché di un esercizio commerciale in cui non erano rispettate le disposizioni sul distanziamento interpersonale. 7 persone di età compresa tra 19 e 33 anni sono state segnalate alla locale prefettura quali assuntori di stupefacente, trovate in possesso di modiche quantità di marijuana e cocaina, detenute per uso personale, con il sequestro in totale di 17 grammi di sostanza stupefacente. Infine sono stati controllati complessivamente 158 veicoli e 175 persone, contestate 15 infrazioni al codice della strada, di cui 6 aventi rilevanza penale e 9 amministrativa. Sono stati sequestrati 3 veicoli privi di copertura assicurativa e ritirate 3 patenti di guida in vista della successiva sospensione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.